Buonasera da Telefriuli, ben trovati all'appuntamento serale con il nostro telegiornale. Hanno toccato quota 3.000 le morti con Covid in Friuli, Venezia Giulia. Preoccupa nel frattempo la velocità dei contagi. Nell'ultima settimana quasi 6.000 le persone che sono risultate positive al tampone. Il Covid ha ucciso in un anno 3.000 persone, 3 volte tanto il terremoto del 1976, un numero impressionante di vittime, 15 nella sola giornata di oggi, destinato ancora a crescere nonostante la corsa al vaccino abbia rallentato la curva, soprattutto nelle case di riposo dove si sono registrate la gran parte dei decessi fino ad oggi. Nella triste classifica delle morti in testa risulta essere Trieste con 593 vittime, seguita da Udine 288 e Pordenone con 92. Scorrendo l'elenco dei comuni spiccano i decessi registrati a Cividale del Friuli con 87 e a Tarcento con 68, molto probabilmente a causa della presenza delle residenze sanitarie per anziani. Nel frattempo oggi in regione su 7.087 tamponi molecolari sono stati rilevati 629 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'8,88%. Sono inoltre 3.201 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 324 casi, 10,12%. I ricoveri nelle terapie intensive rimangono 65, mentre quelli in altri reparti sforano quota 500 e toccano 504 posti occupati. Più preoccupante però è la velocità del contagio, uno dei fattori che ha declassato il Friuli Venezia Giulia da zona arancione a zona rossa. In una settimana sono risultate positive 5.921 persone, mentre 7 giorni fa erano 4.280. E da lunedì varranno le nuove restrizioni per la zona rossa, a fermarsi anche i parrucchieri, i centri estetici e i negozi, un esercito di quasi 30.000 attività. Vediamo intanto che come è andata questa prima parte di weekend ancora arancione. Parcheggi pieni e code davanti alle bancarelle degli alimentari al mercato di Viale Vatta a Udine. Gente a spasso nel centro storico del capoluogo. Così i cittadini friulani hanno trascorso la prima parte di weekend che precede la zona rossa. Chi in fila per gli acquisti di generi alimentari, chi prenotando il taglio dal barbiere. Da lunedì infatti varranno le nuove restrizioni. Non si potrà uscire dalla propria abitazione se non per motivi di lavoro o salute. Saranno vietate le visite a parenti e amici se non nel fine settimana di Pasqua, ma solo verso una sola abitazione una volta al giorno. Saranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado. Bar e ristoranti potranno operare solo con l'asporto, mentre saranno costrette a tenere abbassate le serrande parrucchieri, centri estetici e negozi. Un esercito, quest'ultimo, di circa 30.000 attività in Friuli Venezia Giulia che già nell'ultimo anno hanno operato a singhiozzo. È un anno che siamo fermi. Vuol dire non lavorare, vuol dire problemi, vuol dire le spese rimangono sempre quelle, insomma, non è che se lavori le ammortizzi, se no non ammortizzi niente. 2 settimane fa eravamo in giallo, eravamo tranquilli, non vedevamo l'ora che arrivasse la bella stagione. E alla fin fine paghiamo noi, gli sbagli di tanti che sono andati in giro, a far festa, al mare, a bere fuori dai locali. Ovviamente non siamo contenti di questa decisione perché comporta lavoro zero, comporta problemi da affrontare. E proprio in vista della prossima attivazione delle disposizioni previste all'interno della zona rossa, gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Udine hanno eseguito nel pomeriggio e nella serata di ieri diversi controlli nei locali pubblici e su numerose persone. In dettaglio sono state controllate 130 persone, sono stati oggetto di monitoraggio 50 esercizi pubblici. 4 coloro ai quali sono state elevate sanzioni amministrative per mancato rispetto delle disposizioni nei guai 2 locali pubblici, uno di Udine e uno di Plaino di Pagnacco. Per entrambi anche la chiusura per 2 giorni. Altre 3 persone sono state sanzionate dalla Polizia Locale di Tavagnacco ieri perché sorprese a consumare bevande nelle adiacenze di un locale pubblico a Feletto Umberto in Piazza Libertà. Infine a Sacile i carabinieri hanno multato e chiuso per 5 giorni un bar nella frazione di Sarone dopo aver verificato che alle 12:30 il bar era aperto e 2 persone erano sedute ai tavoli bevendo vino.
Predisporre un piano di rientro in tutte le scuole al termine del lockdown e concludere entro le prossime 2 settimane il piano vaccini dei lavoratori e lavoratrici della scuola. È quanto chiede il Comitato Priorità alla Scuola, che anche questo sabato ha manifestato a Trieste in Piazza Unità per denunciare quello che dicono essere il silenzio assordante calato sulle scuole chiuse. Circa una cinquantina di partecipanti che hanno portato un paio di scarpe a testa per simboleggiare ogni studentessa e studente dimenticati dietro a un monitor. La cronaca: è morto dopo una settimana il motociclista che era stato coinvolto in un terribile incidente a San Daniele. Non ce l'ha fatta Fabio Segato. Il centauro di Portogruaro, rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale accaduto a San Daniele del Friuli di prima mattina lungo la statale 463 all'incrocio tra via Valeriana e viale Venezia il 4 marzo scorso, è morto stanotte all'ospedale di Udine. Segato era in sella alla sua moto quando, intorno alle 8, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una vettura Tiguan guidata da un uomo di 91 anni del posto, di fronte a un supermercato. L'uomo era stato sbalzato dalla 2 ruote ed era caduto rovinosamente a terra, mentre la moto risultava gravemente danneggiata a causa dello scontro. Le sue condizioni erano apparse già disperate. Era stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove poi è espirato a causa dei gravi traumi riportati nello schianto. Gli accertamenti erano stati affidati alla polizia locale di San Daniele del Friuli. Il ricordo di Fabio rimarrà comunque non solo confinato tra gli amici e le persone più care che ora piangono la sua scomparsa. I parenti infatti hanno deciso di donare gli organi di Fabio, che consentiranno di salvare qualche vita. Poteva finire in tragedia l'accoltellamento di un cittadino ucraino nell'area di servizio di Gonars la scorsa notte. Una cena frugale condita da alcuni superalcolici di troppo. È così che un banale momento conviviale ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Vittima un camionista ucraino rimasto gravemente ferito la notte scorsa nell'area di servizio di Gonars dell'autostrada A4. Grazie al pronto intervento della questura di Udine e della polizia stradale, l'uomo non solo è stato soccorso e salvato, ma è stato anche fermato in meno di 4 ore per tentato omicidio. Il responsabile dell'aggressione è un cittadino dell'ex Unione Sovietica di 44 anni. L'episodio è avvenuto alle 22:30, l'uomo insanguinato era riverso sugli scalini del bar. Dopo una perlustrazione dell'area, gli agenti sono riusciti a rintracciare 2 auto articolati della stessa compagnia del ferito, a bordo dei quali c'erano 4 persone e i cui rimorchi contenevano diverse bottiglie di superalcolici svuotate, da poco consumate, e 2 coltelli. 3 camionisti, sui quali pendevano forti indizi, venivano così portati in questura. Uno alla fine è stato riconosciuto, il colpevole dell'aggressione. Quando il tasso alcolico si alza così tanto, qualunque motivo potrebbe essere scatenante. Le ferite erano assolutamente compatibili e quel poco che si è riuscito a capire dall'aggredito evidenziava appunto un'aggressione. Immediatamente arrivati sul posto ci siamo accorti della complessità della situazione dovuta all'enorme quantità di camion presenti nell'area di servizio. La polizia stradale era presente in forze e con tutti i suoi reparti e tutti i suoi equipaggi per tutta la notte, però immediatamente quando è stato chiesto l'ausilio della squadra mobile e della polizia scientifica, la collaborazione è stata tempestiva e molto efficace. Avevano messo a segno 24 colpi per un bottino complessivo di svariati milioni di euro tra Friuli e Veneto. Una banda formata da 4 persone è stata sgominata dai carabinieri di Pordenone. Entravano nelle case lasciate incustodite e poi portavano via di tutto: contanti, monili in oro, ma anche elettrodomestici, biciclette, autovetture. Così operavano 2 cittadini albanesi, un tunisino e un cittadino di etnia rom. Il sodalizio criminale, che aveva base a Zoppola, aveva messo a segno 24 furti, 7 nella provincia di Udine, a Modena 5 e 4 sia a Pordenone, sia a Venezia, sia a Treviso. I colpi avevano permesso loro di impossessarsi di svariati milioni di euro in pochi mesi. L'indagine aveva avuto inizio nel mese di agosto 2020 a seguito di 2 episodi di furto molto simili che si erano verificati a Fiume Veneto e a Lignano Sabbiadoro, dove era stata addirittura asportata una cassaforte in pieno giorno da un hotel. Per spostarsi i ladri utilizzavano veicoli privati principalmente intestati a prestanomi e alti proventi di furti dalle stesse abitazioni. I carabinieri, sgominando la banda, sono riusciti a rinvenire e sequestrare numerosi arnesi da scasso, parte della rifurtiva composta da monili in oro, ingenti somme di denaro in contanti, un'autovettura Fiat Grande Punto rubata nella provincia di Modena, pregiati capi di
abbigliamento e vari elettrodomestici. I 4 componenti del sodalizio, uno dei quali risultava latitante, colpito da provvedimento restrittivo internazionale in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dall'autorità giudiziaria albanese per rapina, è stato rinviato a giudizio. La storia è l'appello di Benedetta De Cecco, 28enne di Udine, da oltre un anno non esce di casa, mollato sport e lavoro, affetta da amiotrofia spinale, chiede di essere vaccinata al più presto per poter ricominciare a vivere, e ha scritto al presidente della regione Fedriga e al vice Riccardi. Mi chiamo Benedetta, sono affetta da amiotrofia spinale, ho 28 anni e da 382 giorni queste ciabatte sono le mie migliori amiche. Benedetta De Cecco, udinese, esperta di comunicazione e marketing e anima dei Madrax, squadra di Serie A di hockey in carrozzina, scrive il suo sfogo mostrando in foto i suoi piedi nelle ciabatte che porta ormai da oltre un anno. E non è un lamento perché si avvicina alla zona rossa, per lei quella dura da tempo, è una richiesta di ascolto, una richiesta alla regione di essere vaccinata. Per chi come lei ha problemi respiratori, per chi come lei rischia di venire intubato con una semplice bronchite, per chi come lei con la saturazione 95 ci convive, pensare di contrarre il Covid-19 in forma pesante è un incubo. Per questa ragione le uscite di Benedetta in 382 giorni si contano sulle dita di 2 mani e sono soprattutto visite mediche. Ha rinunciato a fare sport, a vedere amici e parenti e pure al lavoro. E la cosa peggiore, dice, è vedere le persone vicine dover rinunciare a tutto questo per proteggerla. Una situazione insostenibile che oggi le fa dire di essere davvero stremata. Sono arrabbiata con le istituzioni perché dopo tante richieste sono ancora qui, chiusa in casa mia, con le ciabatte, ad aspettare un vaccino, perché i docenti universitari sono molto più a rischio di me, che da 382 giorni ho smesso di vivere la mia normalità. E da qui l'appello diretto: cara Regione, caro Massimiliano Fedriga, caro Riccardo Riccardi, cosa vogliamo fare? Scrive, quanto ancora dovrò aspettare? E non mi dite che dipende dal governo nazionale, perché ragazzi nelle mie stesse condizioni in altre regioni come Lazio, Veneto e Emilia Romagna si sono già vaccinati e hanno, chiude, già ricominciato a sorridere. L'Assemblea del CONI del Friuli Venezia Giulia ha confermato alla presidenza regionale Giorgio Brandolin anche per il prossimo quadriennio, dopo i ringraziamenti al governatore Fedriga e all'assessore Gibelli, che hanno sostenuto le necessità dell'autonomia dello sport, riuscendo anche ad evitare la fine dei comitati regionali. Brandolin ha denunciato la riforma dello sport e la più devastante pandemia che stanno letteralmente mettendo in ginocchio la struttura e l'organizzazione di questo mondo. Se nella fase di conversione in legge del decreto, affermato Brandolin, impropriamente definito salvaconi, non verranno apportate modifiche, i comitati regionali non esisteranno più e la comunità regionale non troverà più un punto di riferimento certo e democraticamente eletto e quindi rappresentativo. Oggi è sceso in campo il Pordenone, non è arrivata la vittoria contro un modesto Pescara, penultimo in classifica, è finita 0-0, i neroveri devono accontentarsi di un punto. Sentiamo Tesser e Stefani. Lo portiamo a casa, fa classifica, abbiamo trovato anche una squadra forte, è una partita che nel primo tempo abbiamo fatto decisamente meglio noi, per 30-35 minuti abbiamo creato 2 o 3 palle gol importantissime e noi abbiamo concretizzate. Poi quei 2 infortuni che ci hanno costretto a 2 slot di cambi subito, e all'inizio del secondo tempo siamo ripartiti forti di nuovo noi, poi sono venuti fuori loro, hanno preso 2 traverse, hanno avuto un'occasione importante, però è una partita aperta perché noi non abbiamo mai smesso di attaccare lo stesso, abbiamo battuto mi sembra 12 calci d'angolo, quindi vuol dire che abbiamo giocato con costanti sulla loro metà campo. È una partita dove le 2 squadre hanno provato a vincere. Chiaro che alla fine dobbiamo essere contenti di portare a casa un risultato quando l'avversario soprattutto nel finale di partita, ha avuto delle occasioni importanti. Oggi è stata una buona partita che nell'arco di 90 minuti ci ha visto a tratti avere un po' il dominio del gioco, soprattutto nella prima parte. E una parte del secondo tempo invece abbiamo subito maggiormente gli avversari. Tutto sommato è un punto che ci prendiamo volentieri, che abbiamo portato a casa con sofferenza, con anche qualche episodio alla fine che ha girato dalla nostra parte, ne avevamo bisogno. E in questo momento spero aiuti
aiuti tutti, aiuti le nostre teste a recepire questo punto con positività. E alle 20:45 Udinese in campo contro il Genoa a Marassi, dalle 20:15 l'appuntamento poltronissima. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale, a tutti voi buona serata.